Tutte le volte che ascolto questa canzone mi emoziono perché secondo me è davvero bellissima. Ti penso e cambia il mondo. Adriano Celentano, che tra l'altro quando abbiamo ascoltato questa canzone al Festival di Sanremo con Gianni Morandi personalmente mi ha fatto proprio emozionare. Sono qui con loro che sono tornati e questo mi fa molto molto piacere. Bacco Tipicità al Pistacchio. Ne approfitto subito per presentare responsabile marketing dell'azienda Bacco Tipicità al Pistacchio, ovvero Ilari Rei. Buongiorno. Ciao Paola. Ne approfitto per salutare subito Luigi Pulvirenti, giornalista e direttore della comunicazione di Bacco. Buongiorno. Non ci facciamo mancare nulla. Esperto di musica, pianista, insomma di tutto. Ecco, ho detto solo 2 cose, ce ne sarebbero altre 200, però va bene intanto. No, piano piano. Mandomene 2. Piano piano. E poi, ladies and gentlemen, signore e signori, la volta scorsa non c'era, ma adesso c'è, è come se c'è, potete vedere anche il piatto, si vede subito che c'è il tocco di un artista. Sto parlando dello chef Carlo Sichel. Buongiorno a tutti. Ne approfitto anche per salutare il ristorante Il Carato di via Marchese di Casalotto 103 di Catania, dove fa parte chiaramente il nostro chef Carlo Sichel, che oggi ha realizzato questa coppiata con Bacco Tipicità al Pistacchio di Bronte, questa azienda meravigliosa che produce del pistacchio originale ed è molto molto buono. Tra l'altro, grazie Ilari, l'altro giorno devo dire che ho fatto festa a quello che ci hai portato. Vorrei cominciare, prima di presentare la ricetta del nostro chef, vorrei subito aiutare i nostri amici a capire ancora di più qualcosa sul pistacchio, visto che ci siete ne approfittiamo. Sì. Per esempio, come si coltiva il pistacchio, come avviene la raccolta del pistacchio. Ecco. Sì, è una raccolta abbastanza particolare, infatti si tramanda un po' di generazione in generazione, i nonni con i nipoti realizzano questi momenti di festa. La raccolta avviene tra fine agosto e inizi settembre, però non tutti sanno che il pistacchio Bronte si raccoglie ogni 2 anni, perché abbiamo un anno di scarico in cui la pianta si riposa proprio per permettere l'anno successivo alla pianta di avere un seme più importante, quindi anche più frutti. Le piante di pistacchio sono delle piante abbastanza grandi, raggiungono anche i 6 metri di altezza e sono abbastanza longeve perché possono vivere dai 200 ai 300 anni. Molti ci chiedono se possono coltivare delle piante. Ecco, infatti fuori diretto ma si può coltivare? Ecco. Allora, la pianta cresce, però avendo un impianto radicale importante ha bisogno poi di terreno, quindi possiamo avere una piantina di pistacchio anche in vaso, ma sappiamo che poi non fruttifica, farà dei frutti 5-6 drupe, ma molte spesso rimangono anche vuote. Ci sono soltanto può essere una pianta ornamentale, perché anche noi nella nostra azienda abbiamo qualche pistacchio in vaso, ma sappiamo che non potrà mai darci un carico di frutti importante. Ci sono delle curiosità che riguardano il pistacchio, mi faceva sorridere anche perché magari molti non lo sanno che esiste il pistacchio femmina e il pistacchio maschio. Sì, è così. Considera che viene messa una pianta di pistacchio uomo, così diciamo, in posizione dominante, in modo tale che poi con il vento può avvenire l'impollinazione. Ci sono anche un 50, possiamo arrivare anche a 100 piante femmina, che sono comunque tutte innestate. La nostra varietà è la bianca napoletana, che viene innestata sul terebinto. Quindi questo maschio in posizione dominante con i venti riesce a impollinare le piante per avere poi la fruttificazione della pianta. Pensa che storia, veramente. Sì, e poi considera che ancora a Bronte viene tutto in maniera manuale, anche l'asciugatura del pistacchio una volta privato del mallo, perché la frutta secca, il mallo, un po' come anche le mandorle, anche se quello del pistacchio è un mallo molto più morbido, viene sempre eliminato tramite dei macchinari, però viene poi steso al sole e asciugato naturalmente per 2-3 giorni. E quindi c'è anche gran lavoro, perché i contadini appena vedono già un po' di nuvole, il tempo nuvoloso, devono ritirare tutto questo pistacchio dalle terrazze e ristenderlo successivamente. Adesso qualcuno ha fatto anche delle serre per evitare questo lavoro di stesura del pistacchio appena vedono delle condizioni meteorologiche avverse. Io direi una cosa, passerei subito alla ricetta del nostro chef di oggi e poi Luigi mi racconterà un'altra curiosità sul pistacchio, perché anche lui so che ne conosce diverse, vero? Sì, come me ne ha raccontate tantissime. In questi mesi ho fatto un training abbastanza, come dire, ha studiato qualcosa. Infatti, facciamo una cosa, cominciamo subito con la ricetta del nostro chef Carlo Sichel, con questi, ecco, dimmelo tu un po' cosa hai portato, perché dovete sapere, a parte che lo chef è veramente bravissimo, è stato in tutto il mondo, ha lavorato in tutto il mondo, so in Polonia, so che comunque sei stato in Colombia, insomma un albergo anche a 5 stelle, insomma ne hai viste tante davvero, no? Abbastanza, caro sì. chef. Abbastanza. E quest'oggi hai portato questa creazione che si chiama? Io l'ho chiamata ravioli di pistacchio al pistacchio. Allora facciamo subito la ricetta, poi ci fermiamo un attimo e torniamo con le curiosità sul pistacchio. Ricetta di oggi, facciamo partire la base della nostra ricetta, che è questa.
Sì, cominciamo, caro Va chef. bene. Cos'è? Allora, ravioli al pistacchio. Allora, sono dei ravioli. Diciamo solo gli ingredienti. Sì. Gli ingredienti sono per la pasta farina di Maiorca e farina di pistacchio Sì. e tuorlo d'uovo. Per il ripieno ricotta e un semilavorato al pistacchio, bacco. Per la salsa semplicemente il pesto di pistacchio di bacco con l'aggiunta di basilico e un altro po' di olio extravergine di oliva aromatizzato all'aglio. Quindi per la guarnizione ho usato gambero rosso di Mazzara, alici fresche, pomodorino confit e poi una grattatina di bottarga di muggine sarda. Adesso restate con noi perché tra pochissimo lo chef vi dirà come si prepara la ricetta praticamente dei ravioli al pistacchio di pistacchio. Quindi un attimo solo di pausa e torniamo con Bacco tipicità al pistacchio di Bronte e con il nostro chef Carlo Sichel. A tra poco. Stelle di giorno.